Appassionati di futsal, buongiorno nuovamente da Piersanto Gallo, in diretta dal Palagallo di Catanzaro. Emilia Romagna e Piemonte Valle d'Aosta Under 17 si giocano obiettivi importanti, rispettivamente primo posto e qualificazione ai quarti di questo torneo delle regioni 2024. Ultimo atto del girone D qui nel capoluogo della Calabria. Diamo subito lettura dei due quintetti che tra qualche istante si sfideranno agli ordini del duo arbitrale tutto femminile composto dalla signora Lorena Rita Alessandrini di Catanzaro e Federica Minio, sempre di Catanzaro, con cronometrista il signor Nicola Gentile di Catanzaro. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna del CT Eric Barillari, partiranno dall'inizio Sarrubi, Cavicchi, Pesapane, Capitoni e Caselli. A disposizione il secondo portiere D'Ardano, poi Santoro, Roda, Sutti, Mereu, Siud e Davido Aia. Per quanto riguarda invece il Piemonte Valle d'Aosta del CT Franco Palma, dall'inizio il portiere Cesari, poi Grosso, Alves, Diaz e Longo. A disposizione il secondo portiere Dasoghe, poi Ferrara, Gagliardi, Amico, Broiatti, Cigliuti e Ferraris. Dobbiamo però segnalare che Gagliardi non c'è nella lista dei convocati per il torneo delle regioni, però in questa partita non c'è a causa di un attacco influenzale, mentre sarà dura vedere in campo sia Amico che Ferraris, che sono attanagliati da problemi fisici. Anche in questo caso, come nella partita precedente, sono tanti i ragazzi presenti qui al Palagallo, sono i giocatori delle altre rappresentative per sostenere i loro corregionali in questo match che è partito da circa 20 secondi e vede il Piemonte in completo rosso ottenere il possesso palla. Un Piemonte che finora è stato veramente una macchina da guerra, 25 gol fatti e 4 subiti in 2 partite, ma che oggi deve fare i conti con gli acciacchi fisici dei suoi giocatori. Ricordiamo la classifica del girone D Under 17 di questo torneo delle regioni. Piemonte Valle d'Aosta in testa, è già qualificata con 6 punti, poi Emilia Romagna 4, Abruzzo 1 e Friuli Venezia Giulia 0. Intervento di Cesari di piede, tanto tiro al volo da parte di Grosso, pallone out. Questo è uno schema classico che vediamo spesso anche nei campionati nazionali. Subito la risposta dell'Emilia Romagna con Capitoni, gran tiro a sfiorare il palo alla sinistra di Cesari, pardon, di Sarrubi. Manovra il Piemonte Valle d'Aosta con Longo, il tiro di Longo respinto. Cesari prova il tiro dalla distanza, una telefonata per Sarrubi. Attenzione, spalla alla porta, sbaglia l'atleta del Piemonte, il contropiede, il tiro da parte di Alves. Pallone deviato in calcio d'angolo da Sarrubi
Poteva fare meglio qua Alves, c'era un compagno libero. La conclusione, la parata. Sarrubi per Capitoni. Capitoni prova a servire Caselli in posizione da pivot, anticipato, ma non c'è stato invece però il tocco da parte dell'avversario. Si ripartirà con una rimessa per l'Emilia Romagna. Attacca il Piemonte Valle d'Aosta con il numero 10 Longo che si gira. Niente da fare però per lui. Piemonte ora con Alves, perde palla Alves, ma si lotta ancora a centrocampo, sempre Piemonte. Longo, poi Grosso, prova l'imbucata il numero 7 Alves per il compagno di squadra. Il campo però è finito. Sarrubi si perde nel nulla il suo pallone, anzi c'è il contropiede del Piemonte Valle d'Aosta, fermato Fabio Longo proprio dal suo diretto avversario Caselli. Niente da fare, si riparte da Cesari, atleta dell'Orange Futsal. Alves, perde palla Diaz, ma per sua fortuna fa buona guardia Jacopo. Grosso, ancora l'atleta dell'Aosta. Alves per Diaz, la conclusione improvvisa di Longo, pallone a lato, ma si vede che il intanto continua il Piemonte, niente da fare, si ricomincia. Rimessa per l'Emilia Romagna, si lotta ma il pallone termina out. 0-0, grande equilibrio fino a questo momento. Prova a spezzarlo Longo, pallone nelle sicure mani di Sarrubi, che poi però rilancia troppo lungo per Capitan Michele Capitoni. Con calma il Piemonte, che lo ricordiamo ieri ha battuto il Friuli per 7-2. Viene ravvisato qui il fallo di mani come chiesto dal Piemonte. Probabile abbia avuto ragione in questo caso la signora Alessandrini. Intanto prova a pescare il jolly Caselli. In panchina per l'Emilia Romagna ancora Mereu e Siud, grandi protagonisti ieri della vittoria proprio sul Veneto. La conclusione tanto di Jacopo Grosso, pallone a lato.
primi 5 minuti passati, come detto, ancora 0-0. Si stanno annullando Piemonte ed Emilia Romagna. Tanto prova a mettersi in proprio pesapane e va a subire fallo. Calcio di punizione per l'Emilia Romagna. Sistema la barriera il portiere del Piemonte Cesari. Si può partire. È uno schema questo che ha portato al tiro Cavicchi. Murato. Netto equilibrio fino a questo momento tra Emilia Romagna e Piemonte Valle d'Aosta. Grosso. Si prova a girarsi Grosso, attenzione, c'è lo spazio per il tiro da parte di Longo. Ottima parata di Sarrubi. Lo rivediamo. Pregevole questa azione di Sarrubi, altrettanto pregevole la parata, questa azione pardon dell'atleta del Piemonte Valle d'Aosta è altrettanto pregevole la parata di Sarrubi, che ora rilancia, però nel nulla. Si continua a lottare. Ma è sempre 0-0. Qui la fuga solitaria da parte di Longo. Pallone che non inquadra lo specchio della porta. Conclusione dalla distanza da parte di Capitoni in due tempi. Cesari sulla fascia, il numero di Alves che poi però non passa. Qui dall'altra parte Cavicchi fermato con un fallo, sarà calcio di punizione per l'Emilia Romagna. Entra Santoro nell'Emilia Romagna. Sul punto di battuta Mereu, eccolo qua. Altro grande protagonista della gara di ieri, Davide Mereu dell'Olimpia Regium. Pronto a battere questo calcio di punizione. Mereu colpisce in pieno Diaz che era in barriera. Non passa Santoro, ma guadagna comunque una rimessa. Sempre Emilia Romagna. Mereu prova a sfondare, ma il campo è finito. Qui
rimessa battuta irregolarmente dal Piemonte. Come si dice in gergo con gli amici quando si va a giocare a calcetto, ripeti fallo. Santoro, il rilancio di Mereu però direttamente tra le mani di Cesari. Alves per Ferrara che difende bene il pallone, poi ancora Alves, il tiro e il gol. Jacopo Grosso, il vantaggio del Piemonte Valle d'Aosta con Jacopo Grosso. 11 minuti e 55 secondi al termine del primo tempo. Grosso per il Piemonte Valle d'Aosta. Rivediamo la puntata di Grosso. Puntata vincente per la capolista del girone D. Ancora Grosso, questa volta cambia piede e trova l'opposizione di Sarubbi. Ancora una volta la puntata in puro stile futsal di Jacopo Grosso, atleta dell'Aosta, classe 2007, come tutti i suoi compagni di squadra, come tutti i giocatori in campo indistinta. Dall'altra parte, o meglio dalla stessa parte, dalla banda di sinistra, arrivano i pericoli maggiori per l'Emilia Romagna. Ora prova ad amministrare il Piemonte Valle d'Aosta. Alves, Mateus Diaz, Grosso, attenzione, voleva l'1-2, Alves con Ferrara, non si è concretizzato, tiro debole di Ferrara, parata di Sarubbi, poi il colpo di testa da parte di Siwood. Tocchi si rivede, il grande protagonista della sfida di ieri, Siwood. Pivot in grado di far salire la squadra, di proteggere bene il pallone, anche ovviamente di essere letale nell'area di rigore avversaria. Si gioca quindi la carta Siwood, il CT Eric Barillari, per tentare di cambiare il corso di questo match che fino a questo momento sta vedendo il Piemonte in vantaggio per 1-0. Intanto qui provato la deviazione di tacco Simone Ferrara, ma il pallone non era decisamente alla sua portata. Emilia Romagna che non riesce a rendersi pericolosa fino a questo momento, proprio per questo l'ingresso in campo di Siwood, però adesso sta agendo in posizione più laterale. Siwood, guardate qua, prova a passare tra due avversari, ci riesce ma non con il terzo, Brogliatti. Tanto la signora Alessandrini richiama i due atleti di Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. Ovviamente fondamentale anche
in questo torneo risparmiare le forze con partite che si giocano su più giorni di seguito. Siud prova ad anticipare il portiere avversario, però la sua deviazione volante termina lontano dalla porta del Piemonte Valle d'Aosta, che riparte con Alves, poi Grosso, autore dell'1-0, sempre l'atleta dell'Aosta. Ferrara, fermato Ferrara, il pallone è uscito, sarà ancora rimessa per il Piemonte Valle d'Aosta. 8 minuti e 50 da giocare. Niente da fare qui per il Piemonte Valle d'Aosta. Mini sussulto prima con Siud, ma ancora c'è tanto da fare per l'Emilia Romagna. Ricordiamo che al Palascop di Soverato, a circa 20 km da qui, si sta giocando l'altra gara tra Abruzzo e Friuli. L'Abruzzo è a 1 punto, l'Emilia Romagna è a 4. In questo momento, in caso di vittoria dell'Abruzzo sul Friuli, finora a quota 0, per come stanno andando le cose qui, sarebbe la differenza reti a decidere tutto. Ovviamente però non sappiamo quello che sta succedendo al Palascoppa, con un Friuli che ieri comunque se l'è giocata contro l'Emilia Romagna, soprattutto nel secondo tempo. Cavicchi, anzi pardon, Ferrara difende bene il pallone, poi cerca di ricevere l'imbucata dal compagno, però il pallone termina tra le mani del portiere. Ancora Ferrara, difende bene il pallone e subisce fallo. Fuori Siud, intanto dentro Capitoni. Calcio di punizione per il Piemonte Valle d'Aosta, proprio nel cuore del centrocampo. Tanto però c'è da asciugare il parquet. Ne approfittiamo per ricordarvi che i ragazzi e le ragazze che si aggiudicheranno il torneo delle regioni avranno la possibilità di ampliare le loro conoscenze attraverso un percorso formativo ed esperienziale con le discipline STEM. Una piccola rivoluzione culturale questa, lanciata dalla LND. Può riprendere il gioco qui al Palagallo, la conclusione potente da parte di Grosso, in 2 tempi Sarrubi. Ancora Sarrubi, fuori misura per Capitoni, si lamenta Capitoni per una spinta ai suoi danni. Caselli si accentra e scarica sul compagno. Ferrara finisce per perdere il pallone Ferrara, ma su di lui viene fischiato un fallo.
6 minuti e 40, 2-2 il computo dei falli. Invece il punteggio dice 1-0 Piemonte sull'Emilia Romagna. Ricomincia a manovrare la formazione del CT Franco Palma. Non passa Longo, che poi però si riscatta recuperando il pallone e servendo Ferrara. E poi sbaglia la misura del pallone Ferrara. Peccato per il Piemonte, perché Longo si era liberato sulla banda di sinistra. Nuovamente in campo Mereu. Capitoni prova a difendere il pallone, ma siamo già dall'altra parte, chiuso tra due avversari. Longo. Calcio di punizione per il Piemonte Valle d'Aosta. Mentre continua la girandola di Cambi tra le due squadre. Pronto Mateus Diaz alla battuta di questo calcio di punizione. Occhio allo scarico per Brogliati. Diaz! Pallone alzato sulla traversa da Sarrubbi. Tiro potente ma centrale. Buono l'intervento di Sarrubbi. Siamo dall'altra parte del campo. Colpo di tacco da parte di Cavicchi a cercare l'inserimento di Capitoni. Niente da fare. Rodriguez Alves, poi Cigliuti, Longo prova a sfondare, Longo ha saltato il diretto avversario Longo, ma poi ha calciato ancora una volta di punta barra esterno a lato. Con calma Cesari, l'invio lungo di Cesari, la deviazione, l'ha praticamente sfiorata Longo di testa. È stato attentissimo qui Sarrubbi in una parata magari non stilisticamente perfetta, ma efficace. Alves, poi Cigliuti scivola, incespica sul pallone e poi ricomincia da Cesari, che stava per combinare una frittata. Si è salvato in qualche modo il Piemonte Valle d'Aosta in questa azione, concedendo solo l'angolo all'Emilia Romagna. Qui meta per Capitoni. Ricomincia il Piemonte Valle d'Aosta. Difende bene il pallone Longo. Poi Diaz, fermato in maniera irregolare dall'avversario. Calcio di punizione per il Piemonte Valle d'Aosta. E attenzione,
perché la situazione falli dell'Emilia Romagna comincia a essere preoccupante. 4 minuti e 7, 4 falli per l'Emilia Romagna, uno solo commesso finora, anzi pardon, 2 commessi finora dal Piemonte. Bisogna asciugare il parquet ancora una volta. Sempre 1-0, decide fino a questo momento il gol di Grosso. Ripreso il gioco con il Piemonte Valle d'Aosta a manovrare. Longo, si accentra Longo, uno dei giocatori più tecnici in campo da quello che abbiamo visto. Alves prova a trovare il Pertugio tra le maglie dell'Emilia Romagna, ma viene bloccato. La conclusione di Longo, che si è girato benissimo e ha impegnato Sarrubi, che si è cavata mandando la sfera in corner. Qui provato la finta Mateus Diaz, ma non ha abboccato il suo diretto avversario. Sempre Piemonte, ripetiamo, Emilia Romagna che non riesce a impensierire Cesari. Vediamo se lo fa in questo momento. Attenzione qui, fallo netto su Siud, assolutamente sì, lo possiamo anche rivedere. C'è stato il tocco, assolutamente sì. Se volete lo possiamo anche rivedere, guardate, sì. Netto questo fallo, e brava la signora Rita Alessandrini a fischiare questa irregolarità. Ed ora occasionissima per l'Emilia Romagna, con un calcio di punizione da distanza abbastanza ravvicinata. Bisogna però trovare il pertugio giusto, perché c'è un vero e proprio muro rosso davanti alla porta del Piemonte Valle d'Aosta, e il pertugio lo trova. E come se lo trova? Davide Mereu. 3 minuti e 2 secondi. Mereu. Time out intanto. Ma possiamo rivedere appunto il tiro di Mereu. Qui l'ha messa praticamente tra il portiere e la barriera. Rivediamo ancora. Potente e preciso Mereu. Quindi 1-1 tra Emilia Romagna e Piemonte a 3 minuti e 2 secondi dal termine del primo tempo. Terzo gol in questo torneo delle regioni per Davide Mereu. Tutto da rifare per il Piemonte, che però fa vedere subito di esserci con questo tiro di Longo, che ha chiamato Sarrubi all'intervento. Qui poi uscita sbagliata del portiere del Progresso e brivido per l'Emilia Romagna. Grosso per Alves, poi
Diaz, niente da fare. Di gran carriera Grosso, la conclusione di Longo, alta. Intanto occhio qui, uscita provvidenziale da parte di Cesari. È pronto un doppio cambio intanto per il CT Eric Barillari. Doppio cambio che si è materializzato in questo momento. Diaz per Alves. Con calma adesso il Piemonte. Alves. Diaz, l'imbucata per Alves, ma ha fatto buona guardia qui l'Emilia Romagna. E ancora però Piemonte, intervento in scivolata regolare secondo il duo arbitrale di Cavicchi. Ricomincia di nuovo il Piemonte Valle d'Aosta. Alves cambia piede, ma viene murato. Conclusione deviata doppiamente. Sfilza di 1 sul tabellone, primo tempo, 1:11 al termine, 1-1 il punteggio per qualche secondo. Tabellone monopolizzato dal numero 1. Ultimo giro d'orologio, già iniziato con la conclusione di Longo e la sua tipica azione questa, l'1 contro 1 sulla banda di sinistra e poi il tiro in diagonale che però finora non è stato preciso. Sarubi rimette, poi il rilancio dove non ci sono atleti dell'Emilia Romagna. Alves. Perde palla Alves, poi la recupera, poi la riperde di nuovo. Incredibile flipper. Da una parte e dall'altra. Prova a mettere tutti d'accordo Diaz. Longo. Altra azione di Longo, il tiro e il gol. Il gol di Longo, è entrato il pallone, è entrato. Gran gol di Longo, praticamente a 10 secondi dal termine del primo tempo. Annotiamo sul nostro taccuino la marcatura, vediamo un po', rivedere l'azione, no, però c'è la parata di Cesari, eccola qua l'azione di Longo, gran gol davvero. Dove l'ha messa Longo? Intanto suona la sirena qui al Palagallo di Catanzaro, la prima sirena che indica la fine del primo tempo. 2-1 il parziale in favore del Piemonte Valle d'Aosta. Rivediamo il gol che fino a questo momento sta decidendo il match ad opera di Longo. Quindi ricordiamo gli altri gol, il vantaggio del Piemonte Valle d'Aosta con Grossi, ecco, scusate la ripetizione, problemi per l'Emilia Romagna sulla banda di sinistra, poi il pareggio appunto della formazione oggi in nero con questo calcio piazzato di Mereu e infine, come abbiamo già
visto più volte il gol di Longo. Bene, qui dal Palagallo per il momento è tutto. A risentirci per i secondi 20 minuti di questo match Under 17 del torneo delle regioni tra Emilia Romagna e Piemonte Valle d'Aosta. Facciamo sta foto ma con l'attrezzatura, l'attrezzo del mestiere. Come si senza se ti metti da sopra come la fai vedere la attrezzatura? O no? State registrando? Siamo passati? Sì, adesso sì, prego. Grazie. Solo la camera. Hai visto come siamo andati lisci con le lights? Basta che mi e ce l'ho già in fila. No, volendo li possono addirittura pure nominare, quindi io poi lo posso scrivere, ma se non è qua, ma se non è qua. Cioè, il gioco già sto facendo delle cose, poi vuole pure la inviati tutti filmati. Io se vuoi te lo mando, però poca la volta. Praticamente lui ha preso l'appalto per tutta la io più alta di riproduzione, qui c'è un video.
Dallo storico. Tra l'altro ci sono più i passi. Quindi e poi è finito, no? Perché poi oggi magari le cose e poi si cominciano a ha voluto far mangiare tutta la parata. Sicuramente la chiamata quello di Ripartiti qui al Palagallo, subito forte l'Emilia Romagna con questa bordata dalla distanza di Pesapane, sul quale è stato decisivo l'intervento di Dasoghe, nuovo portiere del Piemonte Valle d'Aosta in campo, che poi viene salvato dal palo. Forse c'è stata anche la deviazione dallo stesso Dasoghe. Inizio incredibile per l'Emilia Romagna, però il gol non è arrivato. Piemonte 2, Emilia Romagna 1. Si riparte da qui. Conclusione il gol del capitano Mateus Diaz. Abbiamo il replay, vediamo se c'è stata la deviazione sotto porta da parte del numero 3 Ferrara. A me sinceramente sembra di no. No. Quindi Mateus Diaz per il 3-1 del Piemonte. Incredibile davvero la dura legge del gol. Occhio però ad un tarantolato Simone Caselli. La riapre subito l'Emilia Romagna. Cambia nuovamente il parziale qui al Palagallo, lo rivediamo. Caselli, la deviazione di Dasoghe che non è però sufficiente ad evitare il gol. Ancora un'altra conclusione, il gol
del Piemonte Valle d'Aosta, incredibile girandola di gol, Grosso ha segnato, doppietta personale per lui, mamma mia, che inizio di match, che inizio di secondo tempo qui al Palagallo. Rivediamo ancora una volta la sponda per Grosso sul primo tiro, la parata di Sarrubi che nulla ha potuto sul tap-in vincente di Jacopo Grosso. Dal 2-1, risultato col quale si è ripartiti, al 4-2. Emozioni a raffica qui al Palagallo. E se vogliamo dirla tutta, quasi in 2 minuti, meno di 2 minuti, abbiamo vissuto più emozioni rispetto alla prima frazione. Qui Grosso ha messo a dura prova le abilità di Sarrubi. Attacca l'Emilia Romagna con Cavicchi fermato. Cavicchi, si accentra Cavicchi, poi cerca di servire Capitoni. Pallone a lato. Tanto deve tornare in panchina Caselli per farsi medicare, forse ad una gamba sanguinante. Intanto se la cava qui l'Emilia Romagna. Dobbiamo dire comunque che da questo batti e ribatti, da questo botta e risposta da una parte e dall'altra, ne è uscita fuori vincitrice il Piemonte Valle d'Aosta, che prima era in vantaggio di 1 gol e adesso lo è di 2. Riprende a giocare il Piemonte sempre con Grosso, grande protagonista di questo match. Eccolo qui, Jacopo Grosso, serve Capitan Diaz. Pallone per Dasoghe che rilancia in out. (16 minuti e 40 da giocare dopo la girandola di emozioni). Adesso momento di stanca del match. Attenzione però all'Emilia Romagna, provvidenziale uscita di Dasoghe. Riparte il Piemonte sulla fascia, bravissimo Alves, litiga in qualche modo con Sarrubi. Siamo già dall'altra parte, la conclusione di Capitoni, grande parata di Dasoghe a mano aperta, la rivediamo. Riparte il Piemonte, ma il campo è finito per Grosso. Emilia Romagna con
Mereu, Cavicchi, poi Pesapane in out. Diaz, si accentra Diaz, prova il tiro e Sarubi dice di no al 5-2 del Piemonte, che rimane in zona offensiva. Qui attenzione, Sarubi, paratona di Sarubi, ha tolto un gol fatto e poi ancora Sarubi, sicuro sulla staffilata di Grosso, protagonista degli ultimi 30 secondi di match. Sarubi, qui hanno provato un delizioso scambio Cavicchi e Capitoni, non riuscito però. Diaz, parte da dietro Diaz, cerca di servire Longo in posizione da pivot, ma viene anticipato, la butta via però Capitoni. Due gol da amministrare per il Piemonte Valle d'Aosta. (29 gol in 3 partite per la formazione del CT Franco Palma. Grosso, ancora lui, prova a portargli il blocco Diaz, eccolo qua Diaz, ha provato l'apertura, strepitoso qui Grosso, e poi serve per la conclusione Longo, pallone a lato. Cambia ancora coach Barillari. Ingresso in campo per Sutti, riceve il suo primo pallone quando però lo stesso era già terminato out. Grosso, Diaz, numero di Diaz, e poi si accentra e serve il suo compagno, ma il tiro è una telefonata per Sarubi. Tiro di Grosso, ripartenza Emilia Romagna con Mereu, niente da fare per lui. Riparte il Piemonte con Diaz, si difende con ordine l'Emilia Romagna, infatti non passa in questa occasione, formazione di Palma, che però adesso arriva a servire il pivot che scarica per il tiro di Longo alto. 13 minuti e 14, non è ancora finita qui al Palagallo. In questo momento Piemonte Valle d'Aosta in testa al girone D, chiuderebbe da prima, mentre l'Emilia Romagna deve attendere notizie dal Palascop di Soverato per la sfida tra Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Emilia che invece nell'Under 15 ha trionfato sul Piemonte passando il turno, mentre è stato eliminato il Piemonte Valle d'Aosta Under 15, che non è riuscito a passare come migliore seconda. Diaz, si accentra Diaz, poi frena la sua corsa
si affida a Grosso. Grosso prova a sfondare Grosso, guadagna il corner. Pallone di Grosso impreciso per Diaz, che controlla male, ma il Piemonte riesce a mantenere il pallino del gioco. Molto bene qui il lavoro di Grosso. Forse il migliore in campo fino a questo momento. Di punta ci ha provato Longo. Niente da fare. In campo Alves nuovamente. Pallone uscito. Prova ad uscire adesso l'Emilia Romagna, lo scambio tra Santoro e Sutti che non si è concretizzato. Possesso palla fino a questo momento a favore del Piemonte Valle d'Aosta, senza ombra di dubbio. Longo difende bene il pallone, poi riesce a servire. Alves ci arriva con un attimo di anticipo, troppo anticipo. Brogliatti dall'altra parte, ottima davvero la chiusura proprio di Brogliatti, che sventa una pericolosa ripartenza dell'Emilia Romagna. Siamo già dall'altra parte. Calcio d'angolo per il Piemonte Valle d'Aosta. Che botta qui da parte di Grosso, la alza sopra la traversa Sarubi. Rivediamola perché merita questa bordata di Grosso. Bene Sarubi. E arriva il gol, intanto il gol del Piemonte Valle d'Aosta. C'è stato il tiro di Longo che è finito in rete, secondo me con una deviazione che è stata decisiva. Eh sì, c'è stata la deviazione, se non vado errato, di Capitoni, quindi a 10:47 il tiro secondo me poteva essere diretto in porta. Sta di fatto che quello che conta è la sostanza, cioè il gol del Piemonte Valle d'Aosta, 5-2. Ora in vantaggio di 3 reti la formazione del CT Franco Palma, e vede sempre di più vicino il primo posto. Sì, assolutamente sì, deviazione che ha tratto in inganno Sarrubi. Però il pallone secondo me era diretto in porta. Insiste il Piemonte oggi più forte delle assenze. Ricordiamo Gagliardi non è neanche in panchina, lo sono ma solo per onor di firma, per stare vicino ai compagni, Amico e Ferraris. Sempre Piemonte, 9 minuti e 44 secondi. Vuole giocarsela fino alla fine il Piemonte, al quale ricordiamo basterebbe anche un pareggio per chiudere
in testa alla classifica del girone D. E tanta invece la voglia dei ragazzi del CT Francopalma di chiudere a punteggio pieno questo girone. Diaz, ottimo qui Longo che riesce a servire Brogliatti, pallone alto. Anche qui, come abbiamo detto in precedenza, meta. Sarrubi tocca corto per Pesapane, ancora pallone tra le mani di Sarrubi. Qui flipper impazzito vicino la signora Minio. Rimessa per il Piemonte. Cigliuti. È entrato in campo anche lui. Con calma il Piemonte prova l'imbucata per Longo. Cigliuti, niente da fare. Comanda le operazioni il Piemonte, adesso davvero partita da spettatore per Dasoghe. Non riesce più ad uscire dalla propria metà campo l'Emilia Romagna e quando lo fa si avvicina al massimo alla tre quarti campo. 8 minuti esatti al termine del match. Ancora il Piemonte, conclusione di Longo. Si comincia ad avvertire anche un po' di stanchezza nelle due squadre, 3 partite in 3 giorni. Ma comunque questo è il torneo delle regioni. Seguiamo ora questa sortita dell'Emilia Romagna con Capitoni che riesce a guadagnare il calcio d'angolo. Caselli alla battuta sbaglia completamente la misura di quello che, non so, voleva essere un tiro cross per pescare il jolly. Cigliuti con estrema calma il Piemonte, poi accelera improvvisamente. Cavicchi, fallo laterale per l'Emilia Romagna. Tocco di Cigliuti e sarà sempre rimessa per l'Emilia Romagna, che, lo ripetiamo, vedete, non riesce proprio ad uscire dalla propria metà campo, a parte quella sortita di qualche secondo fa, tra l'altro è terminata solo in corner. Invece il Piemonte, attenzione, arriva alla rete e festa anche per Simone Ferrara a 6 minuti e 35 secondi. Rivediamolo, Ferrara riceve il pallone proprio a centro area e non sbaglia. 6-2. Per il Piemonte Valle d'Aosta.
La sortita intanto di Capitoni, pallone a lato, ma è almeno un sussulto per l'Emilia Romagna, che comunque deve fare attenzione a non prendere un'imbarcata, perché la differenza reti nei confronti dell'Abruzzo è a suo favore, ma occhio a non esagerare. Quindi, la ricordiamo, l'Abruzzo è a -10, l'Emilia Romagna prima di questa partita era a +5. Adesso è a +1, chiaramente. Rientra in campo Grosso. Qui si distrae Cigliuti, ma nessun pericolo per il Piemonte Valle d'Aosta. 5 minuti e 30. Si gioca veramente al piccolo trotto. Adesso praticamente l'obiettivo del Piemonte Valle d'Aosta è quello di risparmiare le energie il più possibile e di evitare infortuni, contando di riuscire a recuperare gli assenti di oggi. Cigliuti, non passa Ferrara, poi pallone che arriva a Sarrubi, rilancio lungo a cercare Cavicchi, che alla fine guadagna una rimessa laterale. Cavicchi non aggancia. Comunque anche oggi il Piemonte Valle d'Aosta ha fatto vedere tutta la sua forza. Non è stato un caso che prima del match di oggi avesse segnato 25 gol. Veramente una squadra solida, con una buona trama di gioco, con dei giocatori molto tecnici. Qui forse con un fallo Brogliatti, ma non arriva nessun fischio. Vedete come cerca di rallentare il gioco il Piemonte Valle d'Aosta, sa che l'obiettivo è praticamente raggiunto. Tre minuti e 33 secondi da giocare, il numero sulla fascia di Cigliuti, che viene però poi fermato. Si gira intanto Grosso e conclude a lato. Sarrubi per Cavicchi, che ha tentato il colpo di tacco. Ecco, come la partita precedente, a parti invertite, sembra proprio che le due squadre si stiano accontentando del punteggio maturato, sperando che negli altri campi non accada niente di negativo per loro.
Tanto c'è una occasione per Santoro che perde il pallone, poi lo scontro di gioco tra il giocatore del Piemonte Valle d'Aosta e quello dell'Emilia Romagna, caduto a terra. Ricordiamo Piemonte Valle d'Aosta già con 3 assenti oggi. Ci auguriamo ovviamente che non sia nulla di grave per l'atleta del CT Franco Palma, che però si rialza. Fabio Longo. Bisogna adesso asciugare il parquet. Ricordiamo intanto che l'organizzazione tecnica della regia in streaming della fase eliminatoria del Torneo delle Regioni edizione 2024 è stata curata dalla società Alfa Video Produzioni di Catanzaro. Time out intanto. Ultimi 2 minuti e 50 di questo match che ormai è segnato, con i 3 punti che stanno prendendo la strada del Piemonte Valle d'Aosta. 3 su 3 per i ragazzi di mister Franco Palma, con l'Emilia Romagna che in questi ultimi minuti non sta neanche tentando la carta del portiere di movimento. In casa degli emiliani romagnoli, insomma, si spera di passare il turno per la differenza reti favorevoli nei confronti dell'Abruzzo, che comunque deve battere il Friuli. Nessuna partita è scontata. Intanto arriva la deviazione vincente sotto porta di Brogliatti. 7-2 per il Piemonte Valle d'Aosta. A 1,58 Brogliatti. Possiamo rivedere la giocata decisiva di Jacopo Grosso sulla banda di destra per l'assist vincente di Brogliatti. C'è però a terra Sarrubi, probabilmente un colpo alle parti basse, pure un problema che ha provato in spaccata a fermare il pallone, e per lui problemi nella zona inguinale. Stiamo vedendo le cure dei sanitari dell'Emilia Romagna. Ora la signora Lorena Rita Alessandrini va ad assicurarsi delle condizioni di Sarrubi. Chissà che non ci sia l'ingresso in campo di Dardano. Continuano le cure per Sarrubi. Un minuto e 58 da giocare.
Si rialza Sarrubi tra gli applausi dei compagni. Vediamo se riuscirà a proseguire il match oppure no. Intanto viene asciugato il parquet. Forse in grado di riprendere Sarrubi che si disseta. Ce la fa Sarrubi. Bene così. Può ripartire il gioco. Piemonte che prova ad uscire dalla pressione dell'Emilia Romagna. Riesce comunque a mantenere il possesso palla. Diaz. La conclusione, anzi il cross di Grosso che aveva quasi provocato un autogol. Con calma ora il Piemonte accelera, sempre Grosso. A questo punto 1:15 dalla fine del match eleggiamo Jacopo Grosso della Aosta come migliore in campo di questo match. Grosso ci prova ma pallone è fuori misura. Colpo di testa di Sutti che però diventa un assist per la ripartenza del Piemonte Valle d'Aosta. Vola a terra Cigliuti ma è tutto regolare. Ultimo giro d'orologio. Continua a giocare il Piemonte. Diaz cade, c'è stata una trattenuta e quindi calcio di punizione per fallo su Diaz. ...37 secondi da giocare... ...pronto l'atleta... ...dell'Emilia Romagna alla battuta... Oh, che corona così... ...la sua partita portandosi... ...il pallone a casa... ...Jacopo Grosso... ...direttamente da calcio di punizione... ...8-2 per il Piemonte... ...se la gioca ancora... ...la formazione in rosso... ...cade a terra... ...Cigliuti... ...è tutto regolare... Ma comunque abbiamo visto ristabilito Sarrubi. Grosso, sempre lui. ...13 secondi. Insiste il Piemonte, intanto viene ammonito il numero 5 Sutti. Pensate, in questo secondo tempo solo 2 falli, commessi tutti dall'Emilia Romagna. 9 secondi e poi sarà festa per il Piemonte e tutti alla radiolina.
per l'Emilia Romagna, anzi ai cellulari. Una volta si sarebbe detto tutti alla radiolina, adesso tutti ai cellulari per conoscere il risultato di Abruzzo Friuli Venezia Giulia. Ma notiamo la festa del Piemonte, sì, eccola qua, come ve l'avevamo preannunciata. Deve attendere invece l'Emilia Romagna. Adesso i saluti finali, risultato invece maturato al termine dei 40 minuti effettivi di gioco, 8-2 per il Piemonte, che quindi arriverà da prima classificata ai quarti di finale e con grandi ambizioni, visto come ha disputato questo girone D, vinto a suon di reti. Bene, qui dal Palagallo è tutto, un saluto da Piersanto Gallo, vi lascio agli highlights dell'incontro.